Questa corsa premio Zadar, una categoria ED, gentleman di proprietà. Sono in 7 al via. Andiamo a leggere lo schieramento con l'1 Vertigo Spint, Vittorio Miniero, 2 Tomei dei Greppi, Lucia Pasqualini, 3 Un Vero HBD, Fabio Esposito, 4 Pertebar, Carlo Dorovic, 5 Fonwise S, Federico Rescio, 6 Tarantella Ferm, Elena Bruniera, in seconda fila 7 Zala Barman, Pier Giovanni Michelotto. Tutta rete la prima fila. Parte piano Fonwise S al pari di Tomei dei Greppi, veloci Pertebar, Un Vero HBD e all'esterno Tarantella Ferm, veloce Un Vero HBD. Vediamo Carlo Dorovic decide di sistemarsi secondo, mentre la Saura Tarantella Ferma tergiversa un attimo al largo. Vediamo se Elena Bruniera andrà a chiedere strada o preferisce, per il momento è lì all'esterno, intanto 14,4 i primi 200 metri con in vantaggio Un Vero HBD, Fabio Esposito. Ora Tarantella Ferma va più decisa sul battistrada e sempre sul punto di passare dopo 400 metri in 29,3. Quindi Tarantella è la nuova battistrada sulla seconda curva davanti a Un Vero HBD e Pertebar che sono alla corda, mentre Fonwise S è all'esterno con Federico Rescio che avanza al largo. Tanto arriviamo ai 600 in 44,4. Sempre in vantaggio la Saura da Lux The Star al comando, come spesso succede. Fonwise S va a fare match, mentre alla corda sono Un Vero HBD, Pertebar, poi Vertigo Spin avvicinato da Zala Barman che sposta all'esterno. Intanto ancora un 14,4 qui davanti alle tribune. Pista veloce oggi, anche il tempo aiuta sicuramente. 58,8 il primo giro. Fonwise S ancora l'attacco di Tarantella Ferma, poi Un Vero HBD e Pertebar, curva passata in 14,6, viene fuori un primo chilometro in 1,13,4. Ora Elena Bruniera scuffia la femmina che deve fronteggiare il severo attacco portatogli da Federico Rescio con Fonwise S. Intanto però allarga un po' e si infila Un Vero HBD, ma torna giù ora Tarantella con Fonwise S sempre all'attacco, poi ha spostato al largo anche Pertebar. Siamo a 250 metri dalla conclusione, prosegue il match fra Tarantella Ferma e Fonwise S che sembra essere sul punto di passare. Ultima curva un po' più lenta in 15,3, ma l'allievo di Federico Rescio ha preso nettamente la meglio. Fonwise S si distende ancora e viene a vincere nettamente, mentre per le piazze Un Vero HBD batte Vertigo Spin. 1,13,6 la media al chilometro per il Muscle Massive di Federico Rescio, il doppio di Alessandro Gocciadoro come trainer. Ha vinto molto bene tutto all'esterno di Tarantella Ferm per passare nettamente all'ingresso retta d'arrivo. Rivediamo gli ultimi 50 metri di Fonwise S che viene a vincere la Gentleman di oggi.